città come Venezia, che è una città che... Assolutamente, io oggi sono qui perché inauguriamo l'8° polo formativo territoriale. I poli formativi sono degli hub che erogano attività formativa per i dipendenti pubblici e lo fanno non con una logica autoreferenziale, ma lo fanno in collaborazione con le realtà del territorio, quindi mi riferisco alle università, a tutte le scuole di formazione, alle associazioni di categoria, al sistema impresa. Ciascuno di questi poli ha una diciamo, missione generalista, cioè può erogare formazione su tutti i temi, su tutti i comparti, però a ciascuno di essi abbiamo assegnato un tema specifico anche in ragione delle caratteristiche del territorio. Il Veneto e in particolare Venezia è diciamo, uno dei tesori del nostro paese, ha un patrimonio artistico-culturale straordinario e quindi la vocazione di questo polo sarà soprattutto per la formazione legata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico del nostro paese. Dentro c'è il tema che è estremamente interessante, la tutela del patrimonio artistico, storico, custodito per centinaia di anni da Venezia e che va non soltanto mantenuto ma anche mostrato, contemperando tutto questo con i temi dell'accesso turistico, della particolare caratteristica di Venezia. Ma Venezia è veramente un laboratorio straordinario nel quale noi pensiamo che la formazione dei nostri dirigenti possa trovare una multidisciplinarietà incredibile, perché si tratterà non soltanto di parlare della tutela classica del patrimonio, ma anche di come renderlo fruibile per coloro che ne vogliono godere, come renderlo compatibile con i numeri di un turismo estremamente numeroso, come renderlo compatibile con fenomeni atmosferici o situazioni logistiche come quelle di Venezia. Venezia è un esempio di come si possa sviluppare una città in un luogo difficile, nell'acqua, come la si possa mantenere in una situazione difficile, le maree, e di come un patrimonio incredibile possa essere ben mantenuto per noi e per coloro che ci seguiranno. Ed è proprio per questo che bisogna insegnare alla dirigenza della pubblica amministrazione come usare nuovi mezzi, l'intelligenza artificiale, le comunicazioni più moderne.